Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolla e benvenuti al Palapalsini di Giovinazzo. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Audace Verona, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Tesis. Pernazza, ancora di Enrico, in banda numero di Enrico, colpisce in pieno Verdù, la prima grande occasione l'ha avuta il Molfetta con il suo capitano che ci riprova, viene poi fermata da Evelyn. Ancora Natasha Barban, non passa contro Luna, riparte in 2 contro 1 il Molfetta. Luna alza la testa, cerca e trova Calais, la grande parata di Verdù sul suo palo. Seconda grande occasione per il Molfetta. Barban batte veloce per Maretti, traversa incredibile, riparte Caballero, 3 contro 2 potenziale. Caballero bene da Calais, sola contro il portiere. Calais per il vantaggio della Femminile Molfetta. Calais 1-0. Da Putto chiude il triangolo bene per Barban, sola contro Shannamia, diagonale fuori. Bella manovra dell'Audace qui. Evelyn, Putto, è partita Barban, Putto la cerca e la trova. Gran controllo di Barban. Barban! Gran gol di Barban! Ha pareggiato l'Audace Verona con Natasha Barban. Poi Calais ruba palla. Calais resiste. Calais! Palla fuori. Punta la porta avversaria Pernazza. Cambia banda, bene da Luna, che ha spazio per il destro, con i pugni Verdù, poi Pernazza, secondo palo, miracolo incredibile di Verdù su Valenzano, paratissima del portiere dell'Audace. Scucchiaia, Pernazza, Verdù in bagger, allontana. Maretti, attenzione a Putto, che ha spazio, Putto, controlla, calcia, e buca Shannamia sul suo palo, il vantaggio dell'Audace a 6:20. Dalla fine del match, con Putto ancora con una palla alle spalle della difesa. 2-1 Audace. Piccino, Valenzano ribalta il fronte, colpisce la traversa. Calais, 30 secondi ancora, Dell'Ernia, finta, Dell'Ernia cerca Caballero, pareggia il Molfetta con Ilenia Caballero a 26 secondi dalla sirena di fine gara. Fuori Dell'Ernia, la palla resta lì, buzzer beater di Caballero, 3-2 Femminile Molfetta, sta venendo giù il Palapalsini. Caballero nel giro di 22 secondi ribalta la partita. 3-2 Femminile Molfetta, suona la sirena, la Femminile Molfetta confeziona la rimonta negli ultimi 26 secondi di gara, supera per 3-2 l'Audace Verona e trova il primo sorriso della sua stagione.